Con diversi calci hanno rotto il vetro della porta e alla fine poi fortunatamente non sono riusciti a entrare perché probabilmente hanno visto qualcosa di strano fuori o comunque non sono riusciti a entrare. È stato un vicino ad avvertire i titolari della pizzeria da sport La Tarantella di Vittorio Veneto di quanto successo nella notte tra lunedì e martedì. Il vetro della porta d'ingresso sfondato a colpi di calci. Il o i responsabili hanno lasciato anche dei segni che fanno pensare possa trattarsi di giovanissimi. Le impronte delle pedate vicino alle porte innanzitutto erano delle scarpe piccole 25-26 centimetri, e poi erano quelle scarpe basse senza tacco che, sai, di uso lo usano i giovani. Le pedate erano di una sola scarpa. Non è la prima volta che qui succede un episodio simile. La prima volta hanno dato a calci vicino al maniglione, il signore sopra ha sentito il rumore, si è affacciato e in due sono scappati via. Anche stavolta probabilmente sono stati disturbati, non riuscendo a portare a termine il loro piano, ma lasciando dietro di sé danni pesantissimi, oltre 1.500 euro. La gente è esasperata, ammette Vanacore. Un ladruncolo di questo, che ha fatto uno scasso senza neanche un attrezzo, lo arrestano, ma dopo 2 ore sta già a casa. E quello è il problema. Questa spaccata arriva a Vittorio Veneto dopo mesi che non succedeva nulla in città. Mi dispiace molto per i titolari, dice la sindaca Bagliana, che rassicura cittadini e commercianti sull'attenzione posta dall'amministrazione sul fronte sicurezza. Siamo molto attenti a tutto quello che succede in città, siamo continuamente in contatto con le forze dell'ordine, io e il comandante ci sentiamo spesso e cerchiamo di monitorare tutto quello che succede in città.